Amici sportivi, per la rubrica Tu per Tu con i protagonisti abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera David Gabrieli, attaccante del Villafranca Veronese. Ciao Germano, buonasera a tutti. Ciao David, quando hai iniziato a tirare i primi calci al pallone? Ciao Germano, ho iniziato all'età di 6 anni. Come settore giovanile dove hai giocato? Ho fatto l'età di 6 anni, sono andato al San Pio Sant'Egidio, 10º, vicino a casa. Poi all'età di 8 anni sono andato al Mantova. Sappiamo che hai avuto anche un'esperienza in nazionale. Com'è stata? È stata bella, l'anno scorso sono stato convocato nell'Under 17, sono andato a Cremona e è andata bene, dai. A che età hai debuttato in prima squadra e se ti ricordi in quale partita? È stato l'anno scorso a Mantova in prima squadra in C, sono stato in panchina contro il Venezia e in Coppa Italia, è stata una bella partita, è finita 1-1. La partita più bella che hai giocato? La partita più bella è stata l'anno scorso contro la Reggiana, era in prima in classifica e era una partita molto importante per tutto il gruppo e c'erano anche i tifosi, è stata una bella emozione, è finita anche con un gol, abbiamo fatto 1-1. Il gol più bello che hai segnato? È stato l'anno scorso in Serie C di punizione, da fuori area. Una partita che vorresti rigiocare? È quella di 2 anni fa, alle finali contro la Gian Erminio, che l'abbiamo persa, quella la vorrei giocare. Perché hai scelto di venire a giocare a Villafranca? Perché è una piazza molto importante, si sente moltissimo parlare a Mantova e poi ha un bel progetto, perché me lo diceva anche il direttore. È un grandissimo gruppo. Il nome di un attaccante avversario che ti ha particolarmente impressionato? Mi ha impressionato, è stato quando ero un po' più piccolo e ho giocato contro il Chievo e Andrea Pinamonti, lui mi ha impressionato veramente. Il momento più bello della tua carriera, David? È stato l'anno scorso in prima squadra, in C abbiamo fatto un amichevole contro una squadra di Serie D e sono partito all'inizio titolare e ho anche segnato, abbiamo vinto 4-2. Qui a Villafranca c'è un bel gruppo. Quali sono secondo te i fattori che hanno contribuito a creare un gruppo così coeso? È che siamo tutti dei giocatori, sia all'interno che all'esterno, siamo tutti legati e tutti sorridenti e questa cosa mi piace moltissimo, veramente. Mi trovo benissimo qua. Vinci un viaggio e devi portare con te un compagno di squadra. Chi porti e dove lo porti? Porterei Giacomo Zapparoli a Ibiza. E vorrei divertirmi un sacco con lui. L'ultima domanda, David. Sì. Cosa ti senti di dire ai tuoi compagni di squadra che stanno guardando il video? Teniamo duro, non molliamo, continuiamo così, stateci tutti vicini e forza Villafranca. David, io ti ringrazio per la tua cordialità e simpatia dimostrata e ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua carriera che sia lunga e foriera di grandi risultati. Grazie mille Germano. Ella lo que tiene es todo.